Eppure ci dovrei essere abituato. Fin da ragazzo, o isolato o solo, che poi è la stessa cosa. Ma no, certo che conti, solo che sembra tutto così assurdo. Secondo loro dovremmo sentirci in colpa. Oggi stavo per... come si dice? Stavo per commettere una sciocchezza. Mi ha salvato l'arrivo di una che abita qui vicino. No, no, è sicuro. La vita, qualunque sia, vale la pena di essere vissuta. Si dice così, no? E poi arriva sempre un pappagalletto a ricordarcelo. Solo che oggi per me è una giornata particolare, lo sai? È come in un sogno. Quando hai voglia di gridare non ci riesci perché ti manca il respiro. Però ho voglia di parlare, 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 parlare. Te ne accorgi, vero? Oppure che ti devo dire? Di scendere nella strada, fermare il primo sconosciuto e raccontargli tutti i fatti miei, ma fino a scandalizzarlo, a spaventarlo, a menargli, sì, a fargli del male anche. Qualunque cosa piuttosto che stare ancora da solo in questa casa che odio. Ma non dici niente. Pronto? Marco? Parla, cazzo, ma di qualcosa, ma non lo so, ma quello che vuoi, ma parlami, ma parla del tempo, di un libro che stai leggendo, di sport. Scusami, lo so quello che senti anche tu. No, lo sai che non possiamo vederci. E poi forse sarebbe anche peggio. Senti, quando si è scoraggiati bisogna trovare la forza di reagire e farlo subito, se no non c'è più niente da fare e sei fregato, capisci? Senti, perché non ci ridiamo sopra? Eh? Piangere si può fare anche da soli, ma ridere bisogna essere in due. Mm? Ma ti ricordi di quella volta lì ad Ostia? Con quello lì del cocomero, eh? Marco, e ridi, ti prego, Marco, ridi. Che amico triste che mi sono scelto. Sai cos'è che mi peserà di più? La tua mancanza. Curati, fammi sapere della tua salute. Mm? Ma sì, sì, certo, quando succede ti richiamo. Ciao, e pensami, quando vuoi.